Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storia di migrazioni bellunesi in America e non solo. Oggi conosceremo la storia di un migrante che è partito da Belluno e è arrivato all'ombelico dell'America, un bellissimo paese chiamato Guatemala, noto anche come il paese dell'eterna primavera. Si trova in Centro America. Le sue magnifiche coste si affacciano da una parte all'Oceano Pacifico e dall'altra al bellissimo Mare Caraibico. Le sue spiagge, i coralli, l'acqua azzurra e una finissima sabbia dorata lo fanno diventare un paradiso americano. Con i suoi quasi 20 milioni di abitanti si calcola che sono quasi 100.000 persone quelle che hanno origine italiana nel territorio. In questa occasione oggi ci racconta la sua storia di immigrazione Marco Smitia. Come stai, Marco? ¿Cómo estás, Marco? Ciao Ernestina. Ecco, bravo. Bene, comincia per presentarti, Marco, dai. Empezá por presentarte. Mi chiamo Marco Il mio Manuel nome è Marco Asmitia. Manuel Asmitia de León. Aquí Qui tenemos abbiamo l'abitudine di la avere due usanza nomi e due cognomi. de llevar dos nombres y dos apellidos. Soy hijo Sono figlio di de Marco Marco Manuel Manuel Asmitia Asmitia Barreda, Barreda morto l'anno scorso, y que ya he fallecido el año pasado, y de e di Lourdes Lourdes de de León León Conedera, Conedera, che ancora que vive vive. aún. Nací en Ciudad de Guatemala, Sono nato nella città del Guatemala, nel centro en el storico, centro histórico, precisamente. para ser exactos, a los nativos de Ciudad de Guatemala I se les nativi della llama città del chapines. Guatemala vengono El chiamati término chapines. chapín se ha Il termine propagado chapin a todos si è los diffuso a guatemaltecos, tutti i guatemaltechi, entonces quindi es è otra un altro forma de modo di llamarlo chiamarci, chapín. i Bien, ¿a qué chapines. te Tengo, dedicas? ¿Qué laboro fai? soy ingeniero informático. Sono un ingegnere informatico. Ecco, stupendo. Adesso puoi parlare dei tuoi origini bellunesi, i tuoi antenati, ¿da dove son partiti? ¿Podés hablarnos ahora de tus orígenes beluneses, tus antepasados, de dónde vinieron? Comienzo la historia con mis Incomincio la dos storia con i miei due tatarabuelos. trisnoni. Es el È la matrimonio coppia Conedera-Angoleta, Conedera-Angoleta, Giovanni Guido Conedera e eh, Amabile Angoleta. Giovanni Guido Mm. y Amabile. Amabile Angoleta y Giovanni Guido Conedera. Giovanni Guido Giovanni nació Guido en nacque a Tabona e A Gordino nel Gordino en 1834 1834 y e Amabile Amabile Angoleta nacque Angoleta a nació Cenceniga e en Gordino nel Chenchenigue, a Gordino, 1842. en 1842. Se casaron, Se ricordo si non bene, male si erano estoy, sposati a en Tabon, a Taibón de Gordino. Gordino y, eh, y bueno, el origen son L'origine è esas dos stato in ciudades. quelle Sin due città. embargo, por el lado de los Tuttavia, Conedera, dalla parte di Conedera, la mi comuna risulta che il originaria comune originario di tutta tengo la famiglia entendido que la comuna Conadera originaria de sia a todos los Rivamonte a Conedera Gordino, nella está frazione di Gona di Ribamonte a Conadera o Gordino, Sec di en la Conadera. fracción de Gona di Conedera o Sec di Conedera. Y en tan- Interessante. sí, Poi adesso sai quando e perché sono partiti? E anche sai che lavoro facevano in Italia? ¿Sabes cuándo y por qué partieron? Y si es que sabes qué trabajo hacían ahí en Italia. no sé con certeza. No, non di sicuro. Giovanni Giovanni Guido, Guido al quando venir a venne in Guatemala se Guatemala, casó y si sposò e il encontré el certificato acta di de matrimonio matrimonio y se indicava le come indicaba que mestiere oficio tessitore. tejedor. Ah, guarda. Pero Ma Amabile había Amabile era morto muerto subito, al prima di lasciare momento, l'Italia. Si presume che antes de sia morto salir de lì. Italia, se presume que Amabile murió. Mi spiace. Com'era la Guatemala che avevano trovato? Era come l'aspettavano? Infine, come la trovarono? ¿Era molto simile a Belluno o no? Cuando ellos, ¿qué Guatemala encontraron? ¿Era como se la esperaban? ¿Cómo la encontraron al final? ¿Y era parecida a Belluno o no? Totalmente diferente. Totalmente Comenzando differente. Per prima non volevano venire in Guatemala. porque, bueno, en primer lugar, ellos no querían venir a Guatemala.
fue totalmente accidental. È stato molto accidentato. Existen Ci dos sono due versiones. versioni. Una che dice che la que nave è dicen stata danneggiata durante il viaggio que attraverso il el Mar dei barco Caraibi tuvo desperfectos e dovevano al andar por trovare el un mar porto in Caribe y Guatemala buscar un nella puerto Bahia en di Santo Guatemala, Tomás, en la bahía de nel Santo dipartimento di Tomás, en el Izabal. departamento de Izabal. La otra Un altro era era de che la que el destinazione origen era era il Venezuela, Venezuela, pero ma al quando llegar sono a arrivati in Venezuela Venezuela, le no promesse se che erano state cumplieron las offerte promesas non que les sono habían state mantenute. ofrecido. Solía haber mucho C'erano engaño molti ingagni per ricevere i con soldi tal e de recibir organizzare el il dinero, viaggio. armar el viaje. Entonces, Poi, como que sapendo che non se sarebbero regresaron, tornati in no los iban a Italia, regresar a hanno Italia. cercato il posto migliore a Entonces nord e li buscaron hanno rumbo portati qui in norte, el Guatemala, mejor in Centro lugar, America. y los trajeron aquí a Guatemala, Centroamérica. Lo que Quello che encontraron trovarono fu totalmente totalmente diferente, diverso. clima Clima tropical, tropicale, il Mar dei Caraibi, pieno di lleno de zanzare, mosquitos, de vegetazione. maleza, y bueno, Bene, iniziarono con comenzaron con un'accoglienza un po' un ostile, recibimiento algo hostil, porque la Guatemala perché de il ese Guatemala di tiempo, quel tempo, la l'America Centroamérica de centrale di ese quel tempo, tiempo estaba era immersa inmersa in en una una guerra tra paesi, guerra sia a entre favore los che contro países l'integrazione en centroamericana. pro o contra la integración centroamericana. El presidente de Il presidente Guatemala, guatemalteco Justo Justo Rufino Rufino Barrios Barrios, era favorevole all'integrazione estaba americana e de Guatemala viveva acuerdo in un con la integración costante stato di centroamericana allerta. y Guatemala vivía en un constante estado de alerta. Entonces Quando la nave llegó el è arrivata, barco il primo pensiero della y lo gente primero fu che si que trattasse se di pensó es que un'invasione. se trataba de una invasión. Entonces llegó el Oh, Poi è ejército, arrivato l'esercito, l'hanno rodearon circondato y hasta finché que non hanno entrevistaron a intervistato todos, tutti revisaron el e controllato barco la nave. y oh, bueno, caspita. Brutta esperienza, che fea esperienza. ¿Qué lavoro facevano lì i tuoi? ¿Qué trabajo hacían cuando llegaron? ellos estuvieron relativamente poco tiempo Trascorsero en un tempo Izabal. relativamente breve a Izabal, Al establecer que quando las intenciones stabilirono de che ellos le loro eran intenzioni erano buscar di dónde trovare vivir, un que se posto dove trataba de vivere, familias y che de erano que famiglie habían e músicos, che que erano habían musicisti, che escultores, c'erano y que scultori, habían expertos che en c'erano esperti mármol, di marmo, carpinteros, tejedores, falegnami, como te decía. tessitori, come ti Entonces él raccontavo. les Li invitó invitano a a venir. restare. Era un Erano un grupo gruppo di de circa aproximadamente 350 persone 350 e si personas ritiene y sia se la cree prima que andata es migratoria italiana in Guatemala. la primera ola italiana en Guatemala. Fue en 1878. Era il 1278. Entonces Allora a a quel ese primo primer gruppo grupo fu offerto un se terreno les nella periferia della ofreció capitale. tierras en la periferia de la ciudad capital. En el caso de Nel la caso della nostra familia famiglia, nuestra, si trovavano a mezzo fueron chilometro dagli allora ubicados limiti della città a del medio Guatemala, kilómetro nel de los quartiere di entonces Matamoros. límites de la ciudad de Guatemala, en el barrio de Matamoros. Actualmente, pues eso ya fue Attualmente absorbido questi sono por già la stati ciudad assorbiti dalla capital. capitale. La capital se La capitale è encuentra divisa in zone, seccionada en quindi il zonas. centro storico è Entonces el zona centro 1 histórico e es ha la zona poi 1, finito per entonces paró assorbire i absorbiendo quartieri a al Matamoros, barrio de che si Matamoros. Y chiama se llama Matamoros Matamoros perché porque lì ahí c'è una existe caserma un cuartel militare, militar la caserma que se llama Matamoros. Cuartel de Matamoros. Mhm. Exactamente, ellos Vivevano vivieron en la esattamente nella Avenida via principale Esperanza. chiamata Avenida Guarda che Y Speranza. interessante. un- Marco, avevi menzionato che c'erano altri italiani in quella barca, no? Sono i tuoi, la tua famiglia, sono venuti da soli? Hanno trovato altri discendenti di bellunesi lì? ¿C'era qualche catena migratoria? Dime, cuando llegaron ellos, que me contaste que llegaron en barco y había otros italianos, ¿había otros descendientes ya en el país? ¿Había una especie de cadena migratoria? ¿Encontraron otros beluneses ahí? ninguno. Nessuna. Pero eso Ma questo propició que se è diera permesso una una fraternità fraternidad speciale che è especial stata quella che ha que, salvato mio bisnonno. fue la que salvó, se puede decir, a mi bisabuelo, porque mi Perché mio bisnonno, bisabuelo a pochi los anni pocos dopo años essere venuto de in venido a Guatemala, Guatemala, pues, te ti cuento, racconto che il el gruppo grupo di famiglia familiar era composto era dal mio mi trisnonno Giovanni tatarabuelo, Guido con Giovanni i più Guido, grandi dei 3 figli. con la mayor La più con tres grande, hijos. Andretta La Lucia, mayor, che nacque nel Andreani Lucia, 1864, que nació en 1864. Lia Luego, Beluno, scusa, Lia Beluno è nata. Ella nació allá en Beluno. ella nació en Taibona Gordina. nacque a Taibon,
a Cordino. Luego, Più Giuseppe Domenico, che Domenico, nacque nel nació en 1867, anche a Taiwan, a 1867, Cordino, è il più también en giovane di Taiwán a tutti. Gordino, y el menor de todos, Latino Latino Speridione, Speridione, che era il o mio Speridione bisnonno, Latino, nato a que Cenceniga, era mi Cordino, nel bisabuelo, que 1870. nació en Chenchenigue a Gordino en 1870. Entonces, el tatarabuelo Il trisnonno Giovanni Guido è morto murió di disenteria, de dovuto disentería, anche o al sea, una de contrasto las nella también qualità di vita tra Belluno e por Guatemala. el Morì di contraste de la disenteria nel calidad de vida 1885. entre Il Belluno mio y bisnonno aveva Guatemala. 15 anni, Murió de ebbene così disentería en orfano. Era già orfano di 1885. madre Mi e subito bisabuelo dopo tenía era 15 rimasto años, orfano di quedó padre. ya venía huérfano de madre y al poco tiempo quedó huérfano de padre. Entonces, las familias Poi le famiglie bellunesas bellunesi che erano o insieme nella bueno, nave italianas, e che successivamente si trovavano nello que stesso estaban con settore, ellos en el barco y que después fueron ubicados en el mismo sector, por ejemplo, ad los esempio i Gerardi, i Tamassini, i Betorazzi, los Lamazzini, los Betorazzi, velaron si por sono él presi cura di hasta lui que finché logró lui inizia a valerse farlo por da sí solo. mismo. Ah, che bello quella unità italiana, diciamo, all'estero, una unità italiana nell'exterior. Su quell'argomento, no? Quanto dell'eredità bellunese si vede nel quotidiano, no? Nel tuo quotidiano? C'è rimasta qualcosa dell'eredità bellunese en quella parte? Algo, como mencionabas recién, ¿no? ¿Quedó algo de esa herencia bellunese en tu vida cotidiana, en el lugar, en tu familia, ¿no? Por supuesto. ¿Quedó algo de esa herencia bellunese hoy en día? ¿En alguna por ahí tradición, alguna canción, comida? Pues mira, Beh, guarda, non realmente proprio, no, ma pero quello che lo que potremmo sí dire è una podríamos trasmissione decir di que se nos generazione in transmitió de generazione, generación en dei generación valori es del lavoro, mucho amor l'amore al per il trabajo, lavoro, respeto a los il rispetto per gli mayores, anziani, perché nel porque nostro en caso nuestro caso non c'era no il patrimonio hubo culturale. una Te lo herencia dico cultural. perché in primo luogo Pues, en primer lugar, Amabile Angoleta Amabile Angoleta muore quando il mio murió bisnonno cuando aveva 7 anni, aproximadamente mi quindi una bisabuelo buona tenía parte 7 della años, trasmissione entonces ahí è se stata cortó interrotta buena lì. parte del vínculo. Ujú. Luego, Giovanni Giovanni Guido Guido muere morì quando il mio mi bisnonno aveva bisabuelo tenía 15 anni. 15. ¿Qué sucede? En línea Chi genealógica, segue in linea genealogica eh, al bisnonno el latino fu il mio bisabuelo nonno che latino, sposa mi nonno Antonia latino, se Polanco casa e hanno 10 figli. con Antonia Polanco y tienen 10 hijos, de los cuales Di cui sobreviven solo solo 8 8. sopravvivono. Il La sesto a nascere sexta fu mia nonna al Alice. nacer en el orden fue mi abuela, Alicia. Y a pesar de que Sebbene Alicia Alicia non no fosse era né ni la la più mayor vecchia né la ni più la menor, giovane, era la que era quella che assisteva al atendía al nonno nono latino in tutto. latino en todo. Y Il nonno el nono non latino no se permetteva dejaba a nessun altro cocinar, che Alicia di cucinare per lui, ni o lavar lavare la i suoi ropa, vestiti, ni o planchar la estirarli. ropa por Quindi nadie non más que l'ha no fuera lasciata Alicia. sposarsi Entonces, fino alla sua morte. no la dejó casarse sino hasta que él murió. Oh. A pesar de que Nonostante il fatto che con el novio provavano de tutti un mi grande abuela, affetto per il ragazzo di mia nonna. había un cariño muy grande, pero le decía Francisco, Lui imposible, diceva, no te la puedo dar. Francisco, ha detto, impossibile, non te la posso dare. Può Entonces, sembrare un po' el brutto, mismo ma año, nello stesso se oye anno feo, in cui pero el morì il mismo nonno año que el latino, nono i latino miei nonni murió, si mis sposarono. abuelos se casaron. Oh, guarda, era comune a volte, a veces era comune. Marco, ¿hay tú una tua familia? ¿Tienes vos una familia tuya? Claro que sí, estoy Sì, sono casado sposato desde da hace 6 anni 6 con años Sofia Maltese. con Sofía Maltés y tenemos una Abbiamo pequeñita una que se bambina llama di Laura. nome Laura. Y con ella intentás trasmitir esas tradiciones con tua figlia Cherky, stai provando a tramandare quella eredità bellunese? Pues primero me estoy Beh, empapando prima sto cercando di porque scoprire, già che pasó è mucho passato molto tiempo, quizá tempo. uno Uno va per la lucha vita por la fissando vida, se obiettivi traza e a metas volte si dimentica y di se ristabilire olvida i legami. de restablecer los vínculos. En nuestro caso, que no Nel nostro caso existían. non Mi esistevano quei mamá legami, y mi perché mia tío madre no e mio conocieron zio a su non abuelo, conoscevano il loro conocieron nonno, obviamente después perché de su muerte. ovviamente sono nati dopo la sua morte. También mi abuela Anche la mia Alicia nonna Alicia murió è morta quando mio zio cuando aveva mi 9 tío anni e mia tenía madre 9 ne aveva años 4. y mi mamá tenía 4. Entonces, Mi spiace. ella dominaba All'epoca mia mucho nonna la conosceva cocina molto bene italiana la porque cucina era la italiana. única que le cocinaba al Era nono, l'unica che pero cucinava murió. per il nonno.
ma è mi morta miei e mia zii madre fueron e mio criados zio por la sono comunidad. cresciuti con la mia famiglia La cuestión paterna. es de que Il punto è yo che appena apenas 10 anni estoy, fa desde ho hace iniziato 10 a años, fare un poco ricerche investigando genealogiche. en lo Ora che già conosco, genealógico. Ahorita que penso ya lo sé, all'aspetto pues me culturale. voy a lo Sto cultural. studiando Estoy l'italiano. estudiando Sto appena italiano, iniziando il apenas voy corso por el curso A1 delle A1 Dante en la Alighieri Dante del Alighieri Guatemala. de Guatemala. Ti Heredé dico che ho algunas alcune cose cosas, della famiglia. Ad heredé Oh, algunas esempio, si cosas dice che l'hanno de la portata familia, por dall'Italia. ejemplo, È que se un'immagine del dice que bambino lo Gesù. trajeron, es una imagen del niño Jesús. Eh, che este cuadro bello. que ves Questo è il aquí, lago que di es el Aleghe. lago de Aleghe, eh, un Una cofre de casa di madera, legno un Oh, cofre de madera guarda. que che so che según me viene del dicen, Trentino Alto Adige. por el tallado es del Trentino Alto Adige. Y, y bueno, este E questo reloj, orologio pesante, este reloj pesado, Molto que che me mentre bello. encanta, indagavo no tiene ho marca, visto che no non ha un sé quién lo marchio. hizo, ni cuándo, no tiene Non so fecha, chi pero né lo quando l'ha investigué portato, ma è y della es de la seconda metà segunda del mitad de 1800. 1800. E beh, ho avuto la fortuna di Bueno, ereditarli. tuve la fortuna de heredarlos. Ecco, stupendo. Marco, già verso la fine è stato un piacere parlare con te. Vuoi inviare un saluto a tutti i bellunesi nel mundo? Marco, ya cerca del final, fue un placer hablar con vos. ¿Tenés algún saludo para los beluneses en el mundo? Desde Certo, luego, nonostante la a distanza, pesar de la il distancia, el tempo e la tiempo particolarità con le quali nasce de la storia lo della nostra famiglia conedera peculiar in que se tejió Guatemala, nuestra historia de la familia conedera en Guatemala, en mi nel mio caso, caso ho pues molto rispetto. conservo mucho respeto hacia ustedes. Les sigo Vi con seguo mucha con grande atención. attenzione. Estoy Sono nei en gruppi grupos de Facebook Facebook di de Taibona a Gordino, Taibona di Gordino, de Chencenighe Chenchenigue e a Rivamonti a Gordino, Gordino. de Rivamonte a Gordino. Me Mi gozo godo i video, los le videos, foto, las fotos, ascolto il dialetto. el, Qualcosa in me el si muove escuchar el quando li sento. dialecto. Algo en mí se mueve cuando los oigo. Es algo, Bene. y la E la verdad, verità è che mia mi madre ha mamá ya quasi 70 casi tiene anni, 70 años, pero ma me mi piacerebbe portarla. encantaría poder llevarla. Estuvimos muy Siamo cerca stati en molto vicini, 1996, lì a estuvimos en Venezia, Venecia, nel pero no llegamos hasta allá, pero me 1997, gustaría, e non ci ahorita que siamo ya arrivati. conozco Vorrei che los adesso che la lugares conosco y ya me tramite il web conocen e che algunos, qualcuno mi conosce già, de poter poder portare llevar mia a mi madre. mamá y pues, desde Dal Guatemala con Guatemala con cariño affetto. Vi aspetto aquí, qui pues nel caso abbiate los voglia di esperamos por si venire. quieren venir. Me Mi encantaría piacerebbe también anche ir para allá. andare. Segui i miei tre paesi, Los sigo a Taipon, mis tres pueblitos Chencenighe e de Taibón, Rivamonte. Chenchenigue y Rivamonte, Voglio los bene i quiero miei mucho, paesi di origine los sigo e li con seguo Ecco, con cariño. grande attenzione. ecco, stupendo, grazie mille Marco. E anche a voi, tutti i cari bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio qui dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Luccio per la musica, montaggio e doppiaggio.